Diego Fusaro ad Agrigento a presentare la lista che sostiene Franco Miccichè. All'incontro presente Aldo Piazza, anche lui a fianco di Miccichè. Ai nostri microfoni l'assessore alla cultura Paolo Salemi traccia un bilancio della sua attività. Critica la situazione nel centro di accoglienza, la denuncia del sindaco Martello. Le novità sull'autopsia e l'esame dell'auto incidentata. Benvenuti su TVA Notizie, apertura oggi dedicata alle amministrative di ottobre ad Agrigento, dove ieri è arrivato il filosofo Diego Fusaro per presentare la lista di Vox Italia a sostegno del candidato sindaco Franco Miccichè, il servizio di Arturo Cantella. Vox Italia ieri ad Agrigento a presentare in sostegno della sua lista alla candidatura di Franco Miccichè. Un interessante momento che ha visto protagonisti tanti soggetti della politica agrigentina in un ampio dibattito sulle tante problematiche della città e del nostro territorio, moderato dall'avvocato Stefano Catoara, a cui sono intervenuti anche l'ex sindaco Aldo Piazza, che ha annunciato ufficialmente l'appoggio politico alla candidatura di Miccichè, quello dell'ex presidente della provincia di Agrigento Eugenio Dorsi, di Giovanni Russo Cirillo, di Roberta Lala, coordinatrice della lista Vox Italia. Personalmente ho aderito a Vox Italia, partito di cui l'ideologo è Diego Fusaro, mio carissimo amico, con il quale condivido i valori e il riferimento appunto del programma di Vox Italia. Siamo convogliati al sindaco Miccichè per un cambiamento soprattutto culturale. Noi per cambiamento culturale intendiamo prendere coscienza di sé, non solo l'erudizione, la conoscenza ai libri, prendere coscienza di sé e sentirsi parte del tutto. Riconosco nel candidato Miccichè una grande umanità, oltre che professionalità e competenza, è una persona molto empatica e quindi attraverso di lui sono convinta che la città possa cambiare e che l'amministrazione possa essere più vicina al cittadino. Oggi abbiamo visto su tutti i giornali la storia di quell'anziano che ha chiamato la polizia perché per 5 giorni non si è potuto cibare. Non deve succedere in una città così piccola, che dovrebbe essere a dimensione d'uomo, che i servizi sociali siano così distanti alle persone. Noi prima di tutto, principalmente, vogliamo recuperare il valore umano, quindi vogliamo essere in mezzo alla gente, vogliamo aiutare chi resta indietro. E io penso che Miccichè sia il sindaco più empatico e dai grandi valori umani che possa far fronte a questa tematica. Anticipazione sui nomi delle liste? Sono io, Roberta Lala, poi c'è Salvatore Petrotto, Russo Cirillo e poi per il resto li diremo più avanti. Spetterà ai cittadini di Agrigento dirlo, ovviamente. Io non abito qua, vengo qua ogni tanto con grande piacere, mi gusto le bellezze paesaggistiche, artistiche, culturali della vostra terra, però poi ovviamente sta a voi decidere sovranamente come autogovernarvi. Ritorniamo a questo progetto di Agrigento, ecco, come avete deciso di sposarlo? Io non sposo nulla, io sono semplicemente qui perché sostengo Roberta Lala di Vox Italia, sono qui per l'amicizia fraterna che mi lega a un grande agrigentino come Giuseppe Deni e sono qui per sostenere persone che stimo e di cui ho la massima fiducia e amicizia. Ecco, parliamo anche di questa polemica che l'hai avuto con Gad Lerner. No, io non ho mai polemiche con nessuno, semplicemente noto che è stato attaccato il vostro presidente di regione, Nello Musumeci, che io ho conosciuto, di cui condivido alcune cose, altre no, conosco come una persona onesta e per bene. La questione dei migranti, lui ha voluto sicuramente in maniera radicale sollevare l'attenzione su un punto, è chiaro che è difficile risolverla in 4 e 4-8. E chiaramente la risposta che ha dato Gad Lerner è la classica risposta tipica di un progressismo astratto che si occupa di tutto tranne che dei problemi di chi vive e di chi lavora e che ha come unica priorità quella di favorire l'immigrazione di massa. Tra l'altro la ringrazio per avermi sollecitato su questo punto, le leggo un'ultima notizia di oggi che mi sembra interessante, che viene riportata dall'AGI, Agenzia
italiana, ecco questa è la notizia, sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 milioni fondata dal nobile bocconiano, ecco, forse si capisce perché molti vogliono i porti aperti. Ecco. Sono lusingato che Vox Italia abbia aderito al mio programma civico per Agrigento, lusingato anche perché il professore Diego Fusaro è uno storico, è un filosofo della storia, è una persona di grandissimo spessore culturale. Hanno sposato la mia candidatura, hanno sposato il mio programma, un programma civico molto semplice. Io voglio ridare a Agrigento la normalità, voglio che sia una città pulita, decorosa e voglio dare i servizi ai miei cittadini che possono essere fieri di essere cittadini agrigentini, possono trovare in Agrigento tutto quello che ogni cittadino di ogni città del mondo possa desiderare per una città migliore e vivibile. E all'incontro era presente anche l'ex sindaco di Agrigento Aldo Piazza, che dopo aver rinunciato alla propria candidatura si è posto a fianco di Franco Miccichè. Ancora Arturo Cantella. Aldo Piazza, le ragioni di questo apparentamento e appoggio alla candidatura di Miccichè? Ma guardi, la mia è stata una decisione responsabile che chiaramente ho preso con il gruppo e gli amici che mi hanno sostenuto sin qui. Mi riferisco chiaramente ai candidati delle liste civiche, perché prima di tutto a noi interessa il bene della città. Partecipare a una competizione elettorale con 7 candidati a sindaco credo che sia solo e esclusivamente un suicidio e un teatrino assolutamente vergognoso, perché la città ha bisogno di unione, la città ha bisogno di avere persone che si vogliono spendere per questa meravigliosa terra e quindi il giochetto che si sta mettendo in campo, e quindi per questo io non voglio partecipare a questo spettacolo indecoroso, è quello di frammentare il voto ad Agrigento. Tutto questo evidentemente viene fatto ad arte, perché non si capisce perché il centrodestra non si unisce, non si capisce perché ognuno deve misurare la propria quantità di voti per poi eventualmente chiedere posti di sottogoverno o poltrone comode a cui sedere. Quindi tutto questo spettacolo che non appartiene alla mia cultura, alla mia storia personale e politica, credo che sia indecente. E allora, in ragione di tutto questo, per evitare questa dispersione e sfragmentazione del voto, abbiamo ritenuto, io assieme ai miei amici, che sarebbe invece opportuno unire le forze, partecipare al progetto di Franco Miccichè, che comunque rappresenta la vera novità di questa campagna elettorale e di queste elezioni a sindaco della città di Agrigento, perché è un candidato che non ha esperienze amministrative se non quella di essere stato per pochissimo assessore, che ha chiaramente una grande capacità di spendersi, conoscendo anche la sua storia personale e professionale. Quindi io credo che investire su un candidato con queste caratteristiche, senza voler assolutamente nulla togliere agli altri, ma neanche parlarne, perché sarebbe poi molto lungo discutere e anche chiarire le posizioni, ho preferito assieme ai miei amici di dar manforte, portare acqua e grande forza e determinazione per una vittoria e la capacità di poter finalmente avere una persona che incominci a camminare con uno spirito diverso, che non ci siano praticamente giochi e giochetti di palazzo, ma che ci sia l'amore per questa città, la passione per risolvere i problemi, che poi ce ne sono tanti ad Agrigento. Adesso ascoltiamo l'assessore alla cultura del comune di Realmonte, Paolo Salemi, intervistato da Margherita Trupiano sul bilancio della sua attività amministrativa. Ci si avvia al termine di questo mandato, è possibile fare un bilancio quali saranno le prospettive future di Realmonte alla luce del lavoro svolto? Beh, io non sono per i bilanci, ma sono del parere che bisogna riflettere tanto su ciò che va e ciò che c'è da fare per il futuro. Per cui
Mi limiterei a dire che abbiamo lavorato tantissimo per assemblare un prodotto turistico integrato che metta insieme tutte le risorse del territorio del Realmonte, che sono tante, ad iniziare dalla balneazione, alla natura, alla cultura in generale, che mette insieme l'archeologia con la nostra bella villa romana. In questo momento è passata al parco archeologico ed è molto attenzionata, fra l'altro, alla gastronomia, per cui alle pietanze tipiche del nostro territorio, perché no anche alla storia e anche al turismo esperienziale, per cui tutti quei segmenti che partecipano a realizzare le nostre risorse turistiche, il nostro prodotto turistico integrato. Naturalmente puntiamo alla collaborazione con gli altri comuni. E in questo momento noi sappiamo che naturalmente la risorsa più importante del Realmonte è la balneazione, quindi non solo la Scala dei Turchi, ma l'intero litorale, un litorale che inizia a Punta Grande e finisce a Pietre Cadute, quindi una spiaggia alternata con scogliere che ha una lunghezza di circa 8 chilometri. Naturalmente le nostre risorse, in relazione con le risorse dei paesi limitrofi, riuscirà a fare la ricchezza della nostra provincia di Agrigento. Noi parliamo già di Costa Sicana, per cui di un tratto di costa che inizia da Porto Empedocle e arriva a Cattolica Eraclea, passando da Realmonte, Siculiana, Montallegro. E puntiamo addirittura, siamo ambiziosi, puntiamo addirittura ad estendere la Costa Sicana verso est, per cui verso Ribera, verso Sciacca. Allora, la fortuna di questa meravigliosa provincia è sicuramente quella sinergia che ancora dobbiamo creare, ma diciamo che siamo già a buon punto, sono molto fiducioso, abbiamo lavorato tantissimo e continueremo a lavorare in questa direzione, per cui il Realmonte in relazione con gli altri comuni per un prodotto turistico di qualità. La Corte dei Conti assolve in appello l'ex sindaco e il funzionario e il comune paga le spese. Succede a Porto Empedocle, dove non c'è stato dissesto a giudizio della Corte dei Conti, per cui l'ex sindaco Lillo Firetto e il dirigente Salvatore Alesci vengono risarciti delle spese legali. Nel centro di accoglienza di Lampedusa si registra una situazione insopportabile, lo dice il sindaco Totò Martello. Arturo Cantella. Le condizioni di vivibilità all'interno del centro di accoglienza dell'isola di Lampedusa sono insopportabili e sarà così fino a quando non si avvieranno trasferimenti in misura tale da superare il sovraffollamento. È una situazione che ho denunciato da tempo, così come l'allarme per aumentare la sorveglianza e impedire che i migranti escano dalla struttura. Le parole del ministro Provenzano confermano quello che ho sempre detto, ma ho detto anche, e lo ribadisco, che gli effetti dell'emergenza migranti a Lampedusa non si limitano al solo centro accoglienza, ad affermarlo il primo cittadino dell'isola, Totò Martello, anche in merito ad alcune recenti dichiarazioni fatte dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. C'è il problema delle imbarcazioni ammassate al molo Favaloro, aggiunge Martello, ci sono le difficoltà legate all'insufficienza delle strutture sanitarie, c'è la calamità dei relitti delle barche dei migranti affondati nel nostro mare che danneggiano la marineria locale, ci sono disagi nei collegamenti marittimi con navi inadeguate e insicure e, come se non bastasse, ci sono le fake news, frutto di una insopportabile speculazione politica ed elettorale che diffondono paure e odio sociale e affossano l'economia isolana. Insomma, per Martello a Lampedusa c'è un'assoluta necessità di ripristinare condizioni di normalità
va a 360 gradi, anche perché a tutto questo si aggiunge l'emergenza Covid e non possiamo non aggiungere che ci preoccupa il silenzio del Presidente del Consiglio Conte sul tema delle migrazioni e delle regole dell'accoglienza. Per questi motivi, afferma Martello, ho più volte fatto appello alle istituzioni affinché si dichiari lo stato di emergenza sull'isola. Fino ad ora questo appello è rimasto inascoltato. Mi auguro che il ministro Provenzano, con la sua sensibilità, si faccia portavoce al tavolo del governo nazionale per sostenere la nostra richiesta e le istanze della comunità lampedusana. E sulla situazione nei centri di accoglienza a Lampedusa interviene il presidente della regione Nello Musumeci, Arturo Cantella. In merito alla vicenda dei centri di accoglienza di Lampedusa, a sostegno di quanto affermato anche dal sindaco dell'isola, Totò Martello, interviene anche il presidente della regione, Nello Musumeci, con questa sua dichiarazione. Sono locali dello Stato in Sicilia che sono fuori legge dal punto di vista igienico-sanitario. Io sono intervenuto per dire che i centri di accoglienza, si fa per dire accoglienza, per i migranti in Sicilia, cioè nella mia regione, dove io ho il dovere e il diritto di esercitare la mia vigilanza, non sono assolutamente adeguati a poter ospitare 3, 5, 7, 900 persone. Si tratta di locali squallidi, inadatti, e quindi io non posso girarmi dall'altra parte come ha fatto lo Stato. Abbiamo soltanto rivendicato il diritto sacrosanto di tutelare la salute dei siciliani e di quelle persone che vengono reclutate, concentrate, ammassate negli hotspot. I consiglieri comunali di Agrigento Marco Vullo e Angelo Vaccarello intervengono sui disservizi che riguardano il rilascio delle carte di identità. Il sindaco, sostengono i consiglieri, adotti con urgenza un sistema equo con la prenotazione tramite gli uffici del protocollo. Vullo e Vaccarello parlano di incapacità governativa dell'amministrazione Firetto. E adesso le novità che riguardano l'autopsia sul piccolo Gioele. Uno scenario nuovo si apre sul caso Viviana Parisi, la 43enne di Venetico trovata morta nelle campagne di Caronia. Il figlioletto Gioele potrebbe essere rimasto ferito in modo grave nell'incidente in galleria sull'autostrada 20 Messina-Palermo con un furgone e forse deceduto poco dopo nel bosco durante la fuga della madre, che sarebbe poi lanciata nel vuoto da un traliccio. Un'ipotesi per il momento al vaglio della procura che non esclude comunque nessuna pista. Ad avvalorare l'ipotesi le 6 tracce biologiche, alcune forse di sangue del piccolo, ritrovate nell'Opel Corsa di Viviana Parisi. Dall'autopsia su Gioele effettuata ieri al Policlinico di Messina sarebbero emersi anche segni di un'aggressione da parte di alcuni animali nei confronti del bimbo di 4 anni. Non è ancora chiaro se l'aggressione sia la causa del decesso o sia avvenuta dopo la morte. Delle pietruzze rinvenute attorno ai resti del piccolo potrebbero fornire agli inquirenti indicazioni utili sul luogo e il momento del decesso. Per il momento si cerca ancora di capire come sia morto Gioele e le risposte al quesito potrebbero arrivare dall'esame della TAC fatta sul cranio. Intanto sul luogo del rinvenimento a Caronia proseguono gli accertamenti ai rilievi da parte della polizia scientifica in cerca di altri elementi utili a chiarire i punti centrali dell'indagine condotta dal procuratore di Patti Angelo Cavallo. Tra i punti da chiarire anche il luogo esatto in cui Gioele è morto. Il corpicino è stato trovato a qualche centinaio di metri di distanza da quello della madre. Non è chiaro ancora se il corpo fosse inizialmente vicino a quello di Viviana e sia stato poi trascinato via dagli animali. Il piccolo di Rosolini, Evan, era stato ricoverato a luglio con i segni della violenza, ma si è lasciato purtroppo in mano ai carnefici. Il piccolo Evan, morto a Rosolini per le botte ricevute, era stato ricoverato a luglio per lesioni e alcune fratture, segni inequivocabili della violenza subita in ambito familiare.
ma il referto dei medici che hanno prestato le cure al bimbo, si può dire, sarebbe diventato carta straccia, con il bambino nel frattempo lasciato in mano ai suoi carnefici. Anzi, e forse ancora peggio, dopo il ricovero in ospedale venne indagata la madre, ma senza esito. Il bimbo infatti non venne allontanato da quella casa degli orrori ed è morto il 17 agosto. Una tragedia annunciata, un allarme che non si è saputo raccogliere, e quello che si chiede adesso è che la piccola vittima possa avere giustizia, facendo pagare a chi si è macchiato dell'odioso delitto il giusto prezzo, perché non ci potrà mai essere perdono. Naturalmente dovrebbero rispondere del loro operato tutti coloro che a vario titolo hanno avuto a che fare con la triste storia di Evan. Lutto nella magistratura, è morto il giudice Carmine Olivieri, aveva 53 anni. Il magistrato aveva lavorato al Tribunale di Agrigento, dove viene ricordato per le sue doti. Musica ad alto volume e avventori senza mascherina e senza distanziamento. A Canicattì gli agenti del commissariato hanno accertato le violazioni in un bar-ristorante di Piazza Dante. Il titolare è stato segnalato alla magistratura per mancanza della licenza del questore per lo spettacolo musicale e per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il Parco Archeologico di Agrigento diffida i candidati alle amministrative ad usare immagini della Valle dei Templi come sfondo ai propri spot. Ad intervenire è stato il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, che ha anche minacciato il ricorso alle vie legali. E questo giovedì 27 agosto, il giorno tanto atteso del pagamento del reddito di cittadinanza. Sarebbero circa 3 milioni gli italiani in attesa dell'accredito, anche se, come da prassi, INPS e Poste Italiane effettueranno i pagamenti solo per i vecchi possessori della carta. Tutti i beneficiari che hanno presentato invece la richiesta dopo l'1 agosto dovranno aspettare di più e incasseranno le somme non prima del 15 settembre prossimo. Per ricevere il reddito di cittadinanza resta condizione necessaria inviare la nuova dichiarazione ESEE 2020, pena la sospensione dell'erogazione del reddito. Inoltre, da luglio scorso sono applicate le nuove disposizioni sul taglio del 20% del reddito ai beneficiari che non usufruiscono interamente del sussidio, ma c'è una grande novità che incombe su circa il 30% degli attuali percettori. Dal mese di settembre 2020, infatti, per loro scadranno i termini per poterne beneficiare. Il reddito di cittadinanza ha una decorrenza di 18 mesi, superati i quali il beneficio decade. Per continuare a percepirlo bisognerà dunque presentare una nuova domanda. Su questo argomento è attesa una circolare INPS con tutti i chiarimenti su quando è possibile richiedere il rinnovo del reddito per altre 18 mensilità e su quanto tempo bisognerà attendere per ricevere la nuova mensilità. Secondo quanto prevede il comma 6, articolo 3 del decreto 4/2019, il reddito di cittadinanza viene erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Questo può essere rinnovato previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Pertanto chi percepisce il sussidio d'aprile 2019 il 27 settembre prossimo riceverà l'ultima mensilità e dovrà fare una nuova domanda e attendere almeno fino al 28 ottobre per poterla presentare. Adesso pausa per la pubblicità, tra poco insieme con altri servizi e notizie. A Paceco, nel Trapanese, è nato il movimento Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Portavoce del movimento che fa capo a Giorgia Meloni è il giovane Giuseppe Alessandro Lentini. Dopo il sopralluogo di ieri nei cantieri dell'Agrigento Palermo, il vice ministro Giancarlo Cancelleri è categorico. Entro il 2021, dice, voglio che si consegnino più chilometri possibili, se non tutta l'opera. Io, aggiunge Cancelleri, seguirò in maniera personale e costante la situazione.
Il comitato di quartiere Fontanelle Insieme, in vista delle elezioni amministrative di ottobre, ribadisce di essere un soggetto non legato ad alcun schieramento politico. La precisazione arriva dopo le dimissioni del componente Salvatore Ciulla, il quale ha deciso di candidarsi. Il comitato intanto chiederà ai candidati sindaco di Agrigento un confronto sulle problematiche del quartiere, dove ancora, ad esempio, non si è intervenuti, tra l'altro, per bonificare le strade dalle sterpaglie. Un pilota messinese cercherà di conquistare il record mondiale di offshore a bordo del Tommy One, il potente e innovativo motoscafo di Maurizio Schepici. Fra il 28 e il 30 agosto, in base alle condizioni meteo, il pilota campione del mondo Endurance Gruppo 2 e vice campione del mondo Gruppo A alla guida del Tommy One lancerà la sfida per la conquista del nuovo record mondiale di offshore Messina Vulcano Messina di circa 80 miglia in meno di un'ora. Copilota con Schepici l'esperto Giampaolo Montavoci, che vanta una ricca carriera motonautica a livello mondiale ed ha militato per molti anni nel campionato mondiale classe 1 ed è vincitore di alcuni titoli italiani. L'imbarcazione con la quale Schepici tenterà il record mondiale è stata costruita nei cantieri Metamarine con strutture in Kevlar, PVC espanso ed ancora Kevlar. Nonostante le misure importanti, la barca è abbastanza leggera per la sua tipologia, circa 7.000 kg per una larghezza di 14,6 metri. Monta 2 motori Seatec biturbo diesel da 10.003 cilindrata cada uno, con uno sviluppo di circa 950 cavalli. Marcello Zanardi, team manager del Tommy Racing, sta curando la parte tecnica del record. Martino Cama sarà il capobarca che seguirà i meccanici per la messa a punto dei motori. Una notizia di sport, basket, Gianni Portannese candidato alla vicepresidenza della FIP Sicilia. Il 5 settembre tecnici e atleti voteranno per il nuovo consiglio direttivo, in corsa anche appunto l'agrigentino Portannese. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.